con la responsabile del Dipartimento Dressage, Vanessa Perluga, parliamo di questo bel progetto per avvicinare le persone al dressage, questo progetto sport Fabio Mangilli. È un percorso a tappe, vogliamo dare un pochino qualche notizia in modo che la gente ne sappia di più dopo la partenza, che è stato un bel successo a Portogruaro. Sì, buongiorno. Il progetto Sport avrà il suo percorso in Veneto come in tutte le altre regioni italiane. Abbiamo deciso con il Dipartimento, per dare la massima diffusione del progetto, che tutti i concorsi di dressage del Veneto saranno qualificanti, quindi saranno tappe di questo progetto. Siamo già partiti con la prima tappa a Portoguaro la scorsa settimana. Adesso ci saranno varie altre tappe. La stagione verrà divisa in due semestri. Il primo semestre avrà un livello di categorie un pochino più semplici, il secondo semestre ci saranno le categorie un pochettino più avanzate, che saranno poi quelle che verranno utilizzate per la finale nazionale. Mi pare di capire che sono i primi tre che parteciperanno alla finale nazionale. I primi 5 per ogni categoria, ogni regione poi fa le sue selezioni a livello regionale come preferisce. Noi come Comitato Veneto abbiamo lasciato massima apertura per avere più numeri possibili, quindi tutti possono partecipare a qualsiasi tappa. Quando ci sarà la finale, che ancora non è stata assegnata a un comitato organizzatore, chi parteciperà alla finale ed entrerà nelle prime 5 posizioni in ogni livello, in ogni categoria, potrà poi accedere alla finale nazionale. Ma non saranno premiati soltanto i binomi Ecco, una cavaliere e cosa, cavallo, c'è una novità. esatto, una cosa interessante di questo progetto, dove verrà valorizzato anche il lavoro dei tecnici e degli istruttori. Ci sarà un piccolo montepremi per ogni binomio che andrà alla finale e arriverà nelle prime posizioni, ma verrà premiato anche l'istruttore e il tecnico dei primi 3 classificati di ogni categoria. Gli atleti veneti quali ambizioni possono avere poi per quella che sarà la finale nazionale? A medaglia sicuramente, Sicuramente. sicuramente, noi ci proviamo sempre. Ecco, già 2 anni fa abbiamo vinto un sacco di categorie con degli atleti veneti. L'anno scorso c'è stata un po' una concomitanza di eventi e quindi nessun veneto ha partecipato alla finale. Speriamo invece che quest'anno potremo essere numerosi. E le categorie si dividono in junior e senior e classifiche separate anche per pony e cavalli, quindi c'è una massima apertura per dare la possibilità a tutti di partecipare. Negli sport paralimpici, come nel volteggio, come nel salto, ci sono delle autentiche eccellenze. Nel dressage del Veneto c'è un'eccellenza da menzionare? Beh, nel dressage del Veneto abbiamo tante eccellenze, specialmente a livello giovanile in questi ultimi anni. Abbiamo avuto le nostre rappresentative che sono uscite vincitrici alle ultime Poniadi, sia a livello individuale che a squadre, le squadre alla Coppa delle Regioni. Quest'anno non abbiamo vinto, ma l'anno scorso le abbiamo vinte tutte e due le squadre, anche gli individuali. Poi abbiamo dei ragazzi tesserati in Veneto che da anni partecipano ai campionati europei Pony, Junior e Young Rider. La capostipite, diciamo, della nostra spedizione all'estero è da anni Valentina Remol di Mogliano, che anche quest'anno gareggerà ancora per l'ultimo anno a livello Young Rider, ed è la nostra portacolori del Veneto ormai dal 2011 a livello internazionale. No, volevo dire, ricordiamo l'importanza allora, di partecipare, di iscriversi, di esserci in questo progetto sport Fabio Mangilli per iniziare una carriera con gli auguri che possano raggiungere grandi livelli, ma questo mi sembra che sia importante, sia la strada per cominciare e per cominciare bisogna partecipare. Partecipare, esatto, con questa apertura che qualsiasi livello può essere qualificante, possiamo partire già dai giovanissimi, speriamo di trovare i nuovi talenti nel Veneto per progredire poi ai massimi livelli.